poi nasceri a Lando, è un parrocchio rurale. Toulouse, io avevo tutto un fiume di parrocchie, tutto il tour. E poi ero l'abilo che. L'abilo parlavo, ma mi ha preso, noi altri realmente parlavamo. Bon. E poi andai alla scuola a Lando, che prende, ero in po' serrato, avevo dei recenti che ero in bussi serrati. Bon. E poi andai al liceo, l'uso della famiglia che io e poi facevo tutti gli studi a Toulouse, e poi andai alla fac perché ero detto che mia madre aveva un fratello e una sorella, ma il fratello, come ero là nato, ero detto che sarebbe lui che aveva tutto. Dunque, i miei parenti se dicono e non forzero a studiare perché per poter fare chi qualche, perché avremmo un paio di terra nosaltres. E alla vez, andai al liceo, come dicevo, e poi alla fac. Studiare le lingue, facevo un bussi di diritto, in breve. Ma ciò che mi interessava era la terra, finalmente. Io, ciò che mi aggradava, ciò che fa che alla fine, quando io quitteri, si era inummato al liceo, qui, e mia madre diceva tutto e ciò che volevo fare. Perché con un piccolo vorietto, qui, e su tutto. E così voi siete interessati alla lingua occitana? Così dire, io mi aggradavo, tutto mi aggradavo. Mio fratello è nato, per esempio, per lui ero mai serrato, ero interdetto, realmente interdetto. Ciò che fa che lui, aro si mette, realmente, quando mi telefono, per esempio, mi parlo mai francese, fa le foto, ma i ten. Bon. Après, io ho una sorella che si è maritata in America, sono tornato a lui il fratello, che era un americano, lui comprende parlava né francese né occità, res. E apprendete il francese a l'azienda nostra e apprendete l'occità també. Ma se deve voler parlare. Per esempio, mi ricordo che il padre di mio padre era sulla figlia, ero rischiato a 12 anni passati, e ero venuto per lui vedere. E tutto in coppia, mio fratello, mio tetto, e poi parlavo con lui, noi eravamo in base alla cucina, e poi Monteri, sai perché? E l'Ausieri, parlavo pas a mon pepè, parlavo pas in francese, parlavo in occità. Allora, un tipo plache. E poi a mio fratello più piccolo, che un giorno trattiene che parlavo pas, comprendevo pas res, avevo l'aire di comprendere, e abbiamo pas fatto attenzione. Le scuole e tutto. So che fa che io siamo nella mesma peso, nella mesma camera. Io ho due liezze e lui dormiva in liezze e io accostato. E io gli diedi, Maccarel, a partire da ora te parli per me francese. E so che fa che apprendete. E qualche parlare di tempo, perché ausisio l'avevo il capo e al cap de pau de temps, miei grandparents parlavano, jamais francese, jamais. Ma mai la facevo cagare il francese. Io perché ero francimarz, dicevo franciman o francimarz, che ero mal presente qui. Io perché ero francimar che parlo in francese. E lui parlavo per jamais. Sapevo parlare francese, ma jamais lo dicevo. Un Pepe aveva fatto il servizio e era stato un po' redressato un po'. E all'ero di 14 facevo delle izzuse a servizio per recibo e parlavo un po' francese entre lì. Ma quando
aveva preso un bussino francese alla scuola dei curats e donavo dei sus come coi che io una calmio come insegnavo un po'. Ma a mai l'ufficier, un grandoncle mi diceva che a Verdù e avant de partir al Cupomur, ero un colonnello sei Paschella che ero montata, ero sul pero a cavallo e ero montato sui estrius come e dessus della Selo e lo parlet che la patria era un dancè che avevamo bisogno di voilà chi caliona che e nosaltres che podíem fare a Prianà e il turnet e lo paure Pepetta aveva il turnet ero di dragons di la cavalleria montavo pla a cavallo e se battet uno dell'arriero battestos al sabre contro l'Ulan è nel costato alemán e pim pam pum e me al debut fazion alla lanzo e disio te caliò el come ero più forte tegnò la lanzo per cap al de bras come la pausavo e al darre momento la levavo perché ensacciavo di toccare il nas del chaval e l'altro tombavo si reviravo e era impassato sai che voilà. E poi acabet di la strincato se la cavalleria per un temps la guerra del 14 si è appellata più rapidamente a violacce per lì. E in quina vegada siete arrivati a Francat? Io arrivai vengeri mai d'un cop. Il primo cop avevo lo curato della nostra parrocchia a Lando, un po' però la chiesa era importante e organizzavo delle colonie di vacanze e venian della Vairù e ero della regione di Toulouse ma avevo trovato qui in scuole private e dunque si faceva di curate a curate e dunque veniamo e noi ascoltavamo parlare al mondo e noi tracciavamo che comprendiamo parlavano un po' avevo preso un bussino l'azienda insieme ma noi dicevamo mangiare e al mondo dire mangiare e comprendiamo voilà, comunque un cop c'era uno disputo entre due paesani, io avevo un che corriò e scloppezzava e l'altro che lo seguiva in un furco e l'angolano lo trattava tutto e comprendiamo tutte ero come noi altri e poi avevo 7 anni e poi vengo in 2 anni e poi vengo più a Rodés en 73, 4, 5, 2 annados escolarios e aquí d'aquel temps tot el monde parlava. En Vilo, a Rodés, comprenyon, parlava un pastropla. Ma io avevo pas che s'appellava una età, la CET, era un corso professionale, ma ero tutto un dei figli dei paesani che venivano. Ma ero, tutti parlavano, tutti. E poi la prima annata c'era la di entrata, e poi in generale, Besio che parlavi poi francese a mes elevos, che mi rispondevano comunque. La seconda annata, après le patron, ça me dit, vous ferez le dire vous recevrez les parents, vous leur souhaiterez la bienvenue que vous monter au dortoir. Voilà. Donc, vous direz tout le provisor che l'appellavo Lupietre, perché era proprio Lupietre, e l'economo l'appellavo Luperù perché bref e donc lo
un patrone che era un tipo del nord, parla con te, bla 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 bla, e tutto il mondo come la glese, ringrazi, pas un mot, e ascoltavano, la disciplina, bon, vabbè. E poi io mi facevo segno di andare, allora il provvisore si tornava a sedere, e io avanti dici, bon, e per quest'anno, io che facevo la presentazione, come uno fiero, tutto il mondo parlava, tutti entre e alla sortita mi dicevano, ma se ti ascolto passe, fulianco tocchi per spazio, e ne prende la dupla allo stato. E io mi passai 2 anni straordinari a Rodés, straordinari. Ne conosci ancora, ne conosci ancora da quegli anni. E già non tengo, sono parenti, di adunes. E nos podes dire un mot sur l'enseignement de art, de ce que ne pensas? L'enseignement de l'ucità. Io so los che avevo, io insegnavi l'inglese e l'ucità. Avevo facendo delle solo la metà in inglese e la metà in ucità. Souvent los che avevo fatto al tricot all'scuola primaria che abbiamo fatto velocità perché io avevo le scuole bilingue, le classi bilingue. E a quel se devogliavo un plan, ma io avevo di tutto. Io avevo dei marocchini, io avevo di ucità dai siu, che problema, ma se devogliavo un plan. Ma devi dire che era facile, perché tutto il mondo era considerato come lingua. Pas come aro, a me Blanquer che sa pas o che penso, in tutta maniera comprendo res, hi ha Castells che pure io comprendo il català, ma sono dei mondi francesi, ma francesi al senso bestio. Nosaltres sta bé, ma nosaltres siamo dai siu, ma voilà, non partirà perché un tipo viene da Parigi e non va a fottere con de furgo. No, sono tutti sparelli. Ma da quel tempo là, al liceo ero considerato come una lingua normale. È tutto. Voilà. Io avevo che avevo la seconda lingua, per esempio, all'ora di spagnolo, avevo un'ucità, è tutto. Realmente ero ancora più facile. Io partii nel 2011, perché ero in bussi di supplemento, ma encara en aquell moment era normal. Ara sai pas così se passa. Sai realment pas così se passa. Io quan arribavo, per esempio, so che avevo rimarcat che parlavano, facevano re, per esempio. Nosaltres així parlam totes de re. Monsenyor Martí era com quan parlavo per les carrieres, tutta vez che de París che ero parlavo amb el món e parlavo normalment. Així, la pronunciació així. Ma facevo tot, lo aprengueri tot és a rolar zero. Passava un moment, gairebé qualques setmanes, alla debito era andato, lo reinsegnava, plaçava l'accent com cal. Ma poi parlavo perfettamente. In francese parlavo un accent parisien perché ero nascut damunt, ma quan parlavo, n'hi havia che venivano all'hostal, dels udrolles, hi havia una mercedera, hi havia la plaça, ne prenia 3 o 4 de cos que hi ha, quan m'arrestava io anava a veure de les bacos que havia a Sant Bençó, e bé, un hi havia un paisà que s'era arrestat, parlava amb un altre, e just davant l'avorio che loghi aquí. Ma chi non lo è, dice tutto un cop, e lo giove che ero a me io, mi rappelli per il locale, gli rispondete, sì, è tal'ora, gli dice loro esattamente. E poi gli altri mi dicono, ma tu parli fa questo, come go? E voilà, tu parlavo, ma realmente parlavo un po'. Abbiamo 3 anni, lo guardavi 3 anni. Pendant 3 anys aviam 9 euros per setmana. Perquè avem progressat sul pitjor, vedeu, e avem regressat dins la classe d'alto. Esattament. Ara sai pas on és. Sai que el tricot hi ha tots són excessius bilingües, però hi sui pas mai que.
I puoi pas entrare in una classe, bon, bref. Veleu, nous diriez un mot del Segalat avant de partir? Del Segalà? Ouais. Oui. E beh, io mi ha agradat realment pla, ma m'aviò già agradat perché avevo visto quando io arrivai in 88 o 88, e lo mondo realment parlavano in caro, ma hi ha pla de mondo che sono tutti sul cimitero. Donc, il tempo passa e noi passeremo, come tutti faremo. Ma sul Segalà ero realmente ieri pla. D'entrado, mi trovavi pla. Il mondo era diverso. Invece, hi ha qualche persona che conosci che vedeva come Luca parlato giusto abbiamo, ma realmente il mondo è immaples, diverso. Realmente. Pas de mondo barraccia, nosaltres avem ragione. Aro cambio. Lo Segalà è più lo Segalà di un copero, che lo giovani parlano in francese e le drolle sono elevate, come dicevo, in francese, ma per tutta quella tecnologia rapporta amb un accent che fa il nostro, che parla pointu, come dicevo. Ma è bizarro che so che ci stavo passando, per esempio, quando arrivai io alla scuola, tutti i giovani avevano un accento normale. Ma il y avait plein che facevano pas la città, ma il y avait plein che sapevano parlare. Plein. Allora, credo che è un po' mai raro. Ma bon. Vous en avez apporté? Oui. Merci pour laisser des buts, ça peut nous avoir proposé. Oui, perché Il y a tout le poré de vacances. Oui, il y a tutto un debacco, so, e il y a uno che aveva del latte e l'ho messa mal, come dicevo io. È dire che si caldrà mettere due per far pupare lo vedelche. Perché è troppo facile, perché quando è grosso come qua. Lo farà male, forse se l'altro la descargo pas un po', ma è complicato perché, in breve, che le stridusche.